A Panchina Rossa in Piazza Bra è monito continuo all'impegno contro la violenza sulle donne e tra chi si spende su questo tema nel suo lavoro c'è anche Barbara Parisotto, comandante fresca di nomina della Polizia Locale di Fumane, paese di origine della giovane Chiara Ugolini uccisa lo scorso settembre. Ennesimo femminicidio, ferita da non dimenticare. Parisotto vuole portare la sua esperienza per contrastare la violenza. È un problema endemico. Io però continuerò a fare quello che ho sempre fatto fino adesso, cioè partecipare al tavolo tecnico della violenza sulle donne. Continuerò a fare il mio mestiere, insomma, anzi forse mi darà anche più voglia di fare di più. Con lei sono 5 in tutto le donne comandanti nel Veronese, continuerà ad occuparsi del tema. Puntiamo anche a quella che è la prevenzione e puntiamo anche a dei progetti sulle scuole, quindi per le nuove generazioni, ed insegnare davvero un percorso di educazione in questo senso. Prevenzione, formazione e confronto come quello nel convegno voluto dalla UIL Veronese per condividere le buone pratiche fra i molti corpi di polizia locale e per diffondere piccoli strumenti utili come le possibili segnalazioni di stalking nella app della UIL. Una persona in difficoltà, anche una donna, può accedere direttamente con i nostri interlocutori prenotando attraverso l'app comodamente. Hanno già iniziato ad usarla.